Una crescita lenta ma costante. Anche nel 2025 l'attività del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure è aumentata, facendo registrare 81 nuove cause di nullità, 3 in più rispetto al 2024. Il dato è emerso durante la cerimonia di inaugurazione nella cattedrale di San Lorenzo a Genova dell'anno giudiziario, alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Io credo che ci siano tanti motivi, ovviamente, ma credo che il motivo fondamentale sia quello di come anche noi, io parlo adesso di Chiesa, aiutiamo queste coppie ad arrivare alla decisione del matrimonio. Credo che sia un cammino da fare per discernere la chiamata a questo sacramento, per me cristiano ovviamente, ma per anche vivere tutta una vita insieme. Quindi credo che sia un tema di formazione che non può arrivare qualche mese prima del matrimonio. Forse dobbiamo pensare un cammino un po' più lungo, e Papa Francesco aveva fatto questa ipotesi, anche aveva elaborato un cammino. Questo mi pare che sia il messaggio che ci viene dai numeri, ma è importante davvero avere la consapevolezza che è una scelta e occorre discernimento, occorre preparazione, non si può improvvisare. Delle 81 nuove cause incardinate, oltre un terzo, 27, provengono dalla diocesi di Genova, 15 da quella di La Spezia, Sarzana Brognato, 13 dal Benga Imperia, 11 da Chiavari, 8 da Tortona e 7 da Savona Noli. Restando ai numeri del 2025, 90 cause sono state terminate, 81 con la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale, 5 con rito breve, 3 quelle archiviate per rinuncia della parte e una sola quella respinta. Le motivazioni prevalenti per le decisioni affermative hanno riguardato il difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità di assumere gli oneri coniugali per cause psichiche, 56 casi, seguiti dall'esclusione della prole, 15 casi, e dell'indissolubilità, 5 casi. Certamente, ecco, credo che questo sia un po' espressione, diciamo, di una rinnovata esigenza spirituale da parte degli adulti, che si esprime poi in vari ambiti, ma direi anche una ripercussione nel nostro, ecco, seppure limitata, però ecco, indicativa del desiderio delle persone di riprendere un cammino nella fede e quindi anche di affrontare le situazioni matrimoniali precedenti che purtroppo hanno avuto un esito negativo. La relazione del vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Ligure ha preso in considerazione anche i dati dei processi di appello per i tribunali della Lombardia e di Ventimiglia-Sanremo. 7 le nuove cause affrontate nel 2025, 13 quelle terminate, 14 quelle ancora pendenti. Le notarie del Tribunale, 5 operanti nella sede di Genova e una ad Albenga, hanno interrogato più di 500 persone con una media di circa 2 ore per udienza. Quello del Tribunale dell'Arcidiocesi di Genova è comunque un lavoro corale. Per questo, dopo la relazione del vicario, si è deciso di dare voce a tutti coloro che lo portano avanti. Credo che questo sia utile per incoraggiare anche le persone che si accostano al Tribunale, nella consapevolezza che troveranno un'accoglienza autentica e vicina alle loro necessità. L'abbiamo pensato un po' insieme per dire forse è bene che facciamo in cattedrale, per dare questo segno che noi ci crediamo che è un sacramento, per dire che il Signore benedice questo cammino, e benedire significa dire bene. E allora quanto è importante è anche farlo in un contesto di Chiesa che davvero ci aiuta ad approfondire questa realtà.